Ore 13, buongiorno e ben ritrovati in diretta come sempre ogni mercoledì insieme alla CGIL che risponde alle vostre domande. Avete visto il titolo, agricoltura, pensione e disoccupazione sono i temi, anche perché ovviamente ci sono delle scadenze importanti che abbiamo già accennato più volte in questi mesi, ma adesso è diventato contingenza. Vi ricordo 0422 1626 798 per dialogare con noi, fare domande. Vi presento Mauro Visentin, buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Segretario generale della CGIL a Treviso, e saluto anche Ugo Costantini del SPI pensionati CGIL a Oderzo. Buongiorno, Costantini. Buongiorno. Allora, Mauro Visentin, da cosa partiamo? Oggi questo è il tema, anche perché ci sono delle scadenze che poi ricordiamo. Uno sguardo su questo mondo? Sì, il mondo dell'agricoltura, quando, come dire, i campi vanno a riposo, i lavoratori dell'agricoltura in parte si fermano, non tutti e non per sempre. In questo periodo, come dire, si avvicina anche si avvicinano le adempienze legate alla disoccupazione, ai periodi di fermo, eccetera, tutta una serie di ammortizzazioni sociali previste, lavorate, no? Esatto, previsti dal contratto. Dopo Ugo è un esperto dei meccanismi previsti dalla contrattazione, appunto, per cui chi ha lavorato o presta lavoro in agricoltura può recuperare i periodi di ferma con dei sussidi previsti appunto dalle leggi e dai contratti. Adesso sento anche già squillare il telefono, tra poco sentiremo anche le telefonate, quindi vi ricordo 0422 16 26 798. Ho trovato, Mauro, quei dati là che riguardano un po' adesso la situazione di Treviso? cercarli ancora meglio. Continuiamo a cercarli. Va bene, Ugo, allora cosa possiamo dire intanto anche per chi vi segue da casa? Sì, allora, i lavoratori agricoli in provincia di Treviso sono sostanzialmente divisi in due classi: i lavoratori fissi, che sono circa il 10%, e i lavoratori cosiddetti stagionali, di quali poi noi parleremo, che sono circa il 90% dei lavoratori. E i lavoratori stagionali sono quei lavoratori che lavorano, sono assunti a contratto per un tot numero di giornate all'anno, che seguono le fasi lavorative in campagna oppure nelle aziende, nelle cantine e quant'altro, seguono i cosiddetti lavori stagionali. Quando c'è il picco di lavoro, ma diciamo fissi 10%, stagionali 90%, ci sono anche dati, diciamo, in valore assoluto, cioè quanti siano? No? 9.500 sono i lavoratori in complessivamente. Sì, questi lavoratori hanno diritto a una serie di prestazioni per le giornate non lavorate. Allora, innanzitutto, per poter avere diritto alla disoccupazione bisogna aver maturato un'anzianità contributiva. Questa anzianità contributiva ha bisogno di dar lavoro per almeno 2 anni. Cioè il lavoratore, per avere diritto alla disoccupazione agricola, deve aver lavorato almeno 2 anni in agricoltura. L'anno, parliamo del 2019, e un anno e qualche giornata in qualche altro anno della sua vita lavorativa. Sì, non parliamo di 2 anni da 360 giorni, 365, deve parliamo di alcuni giorni nel 2019, alcuni giorni nel 2018. Allora, deve aver lavorato nel biennio almeno 102 giornate. Ah, 102 giornate. 102 giornate deve aver lavorato. Può averle fatte anche tutte l'ultimo anno, purché abbia una giornata di lavoro in agricoltura oppure una settimana contributiva negli anni precedenti. Ok, aspetti Ugo che sentiamo subito la telefonata, direi, così ne approfittiamo anche per chi vi segue da casa dei quesiti. Pronto? Pronto? Pronto signora, buongiorno. Buongiorno. Noi sentiamo pochissimo, non so, parli pure. Niente, volevo dire, io ho lavorato 24 anni, prima in industria e poi con l'artigianato, e prendo 460 euro al mese. Volevo chiedere, ma prendono di più gli extracomunitari che vengono qua che uno che ha lavorato
e mi sono approdata alla famiglia. Signora, aspetti qualche istante anche perché diciamo, noi stiamo parlando di agricoltura, quindi è un altro tema. Come si chiama lei? Ma sono Clementina. Come? Clementina. Clementina. Allora, Clementina, lei quando ha lavorato in industria era dipendente, quando ha lavorato nel settore artigianato era titolare o sempre dipendente? Con mio marito. Quindi diciamo l'azienda era vostra. Coadiuvante forse. Era coadiuvante? Ugo vuole dire. Sì. Sì. Diciamo che in base a quello che ha versato, In base a quello che ha versato, ecco, in sì. base a quello che ha versato oggi ha maturato questo tipo di pensione Clementina. Quindi... Comunque se vuole fare un controllo su questo venga presso i nostri uffici e là faremo un controllo perché quando uno è in pensione e poi arriva all'età della pensione di vecchiaia i contributi magari si possono rimescolare o riadattare e poi ci sono anche delle sorprese qualche volta anche piacevoli. Perciò io lo invito a passare presso i nostri uffici di patronato per farsi fare un controllo. Sono passata qua dal patronato. Mi hanno detto guarda, quello è, danno più agli extracomunitari, a quelli che vengono qui, e a noi. Ho capito Clementina, lei la butta in politica, poi è chiaro che diciamo, questo è un ragionamento che si fa e che facciamo tutti di pancia, però le ripeto, è in base ai contributi versati. Mauro, non so se poi vuole aggiungere qualcosa. Sì. Quanti anni ha fatto da artigianato? 10 anni, neanche 20 anni? 9. Adesso li ho fatti in azienda. Di fatto, quando uno fa la domanda di pensione, il conteggio non gli chiedono da dove proviene il passaporto, gli chiedono l'estratto dei contributi versati. Se uno ha versato i contributi durante la sua carriera lavorativa, ovviamente dopo si trova anche i contributi per la costituzione della pensione. Tra l'altro sarà sempre più così, nel senso che per tutti quanti i lavoratori, soprattutto quelli che hanno iniziato da dopo il 1° di gennaio del 1996, il conteggio sarà un conteggio basato sulla vita contributiva, per cui su tutto quanto è stato versato durante gli anni di lavoro, e in base a quel tipo di conteggio, ai soldi che hanno messo da parte, gli viene calcolata la pensione. Che ci siano dei lavoratori che vengono da altri paesi e che possono prendere più di pensionati che sono qua in Italia di pensione e che sono nati in Italia, può essere anche vero, è in base a quanto hanno versato, perché la pensione non viene regalata in base al colore della pelle, per fortuna, e neanche in base a dove uno è nato. Come Clementina? I sindacati pensa al colore della pelle, perché quando un extracomunitario viene qua col balcone e ne danno 25 euro al giorno, no signora, dai. L'ha abbassata, no, ma signora Clementina, non li danno a loro, dai, questa cosa ormai la diciamo da anni, si è capito, cioè nel senso che poi vada alle onlus e siamo tutti arrabbiati, che non facciano la gestione fatta bene, che poi succedano cose che non è, ma non vengono dati in mano all'extracomunitario, signora, dai, questo lo sappiamo ormai, no? Ma non solo. Hanno più agevolazioni loro che noi. Sì. No, allora signora, volevo dirle anche che noi come sindacato pensionati abbiamo fatto delle battaglie nei confronti di chi ha una pensione come la sua che è integrata al minimo. Abbiamo dato la possibilità anche di avere la 14ª rispetto ai contributi che ha versato, e da quest'anno poi ci sarà anche un aumento a fine anno per la 13ª. Queste sono le cose che si possono fare, visto che comunque la sua pensione, come tutte le pensioni di tutti gli italiani, è una pensione rispetto ai contributi e agli anni che ha lavorato. Clementina, grazie, buona giornata. Allora il tema è questo, insomma, l'avete capito quanto si versa poi, quindi bisogna andare un po' a guardare, e se l'estratto si chiama contributivo, vero? Grazie Mauro. Ecco. L'estratto contributivo già fatto e verificato porta a questo, purtroppo Clementina non se possiamo quelli dire che arrivano altro. con i barconi li facciamo lavorare e versare i contributi, pagano anche le pensioni di chi adesso è in pensione.
Anche perché abbiamo detto tante volte dei contributi figurativi, no? Si chiamano così, dormienti, adesso vado a memoria, ecco, dormienti, cioè di chi ha lavorato qui e poi è tornato magari al proprio paese, non è arrivato a lavorare così tanti anni, che adesso sono 20. No? In modo da maturare, magari ha fatti 15, torna nel suo paese e quei contributi che ha versato all'Italia restano all'Italia. Ecco, questa è una cosa da aggiungere. Dico l'ultima, ma non buttiamolo adesso in politica, è un tema che è diverso, però insomma rispondiamo alle domande, quindi non c'è problema. Prima erano 35 euro che venivano dati alle onlus, associazioni, Caritas, eccetera, che gestiva l'accoglienza, 3 in mano al migrante, 3 euro su 35, ora sono scesi a 21, ricordate, no? Quindi per volere dell'ex ministro Salvini. Ci fermiamo, già a tempo della prima pubblicità, poi rientriamo su questo tema, vi ricordo agricoltura, pensione e disoccupazione, telefonate allo 0422 1626 798, tra poco. No, però una percentuale. Va bene. Allora, ore 13, torniamo in diretta, agricoltura, pensione e disoccupazione, il numero di telefono vedete sempre in sovraimpressione. Ugo Costantini, eravamo arrivati a dire, quindi per poter accedere alla disoccupazione in agricoltura bisogna aver lavorato almeno 102 giornate nei 2 anni, quindi anche tutte diciamo nel 2019 e una soltanto nel 2018, ma ci deve essere questo arco temporale. Poi? Allora, questo permette al lavoratore di fare la domanda di disoccupazione agricola, che è diversa dalla NASPI, è una cosa completamente diversa. La domanda di disoccupazione agricola si fa dal 1° gennaio al 31 di marzo del 2020 per indennizzare le giornate non lavorate nel 2019. È importante la disoccupazione agricola per 2 questioni. Primo, perché dà un sostegno al reddito, nel senso che copre le giornate non lavorate o non pagate per altri titoli tipo la malattia, ma dà l'anno contributivo pieno, perché si sentiva prima la signora che parlava della sua pensione che era scarsa. Ovviamente io metto assieme parte di lavoro più i contributi figurativi che mi dà la pensione, che mi dà la disoccupazione. Posso Ugo fare una domanda e poi sentiamo la telefonata? Sì. Cioè, siccome noi parliamo di almeno 102 giornate nei 2 anni, cosa vuol dire? Che mi va a coprire questa disoccupazione agricola i restanti 200... Sì, per arrivare a 270 giornate, che è l'anno contributivo pieno per i lavoratori agricoli. Ma per il 2019 e per il 2018? 270, no, me lo dà per l'anno che ho fatto la domanda. Esatto, perfetto. Ma se io... Siccome i lavoratori in agricoltura, quelli stagionali, sono quasi sempre ricorrenti, passato il 1° anno che non posso fare la domanda di disoccupazione perché non avevo i requisiti, dal 2° anno in avanti io posso ogni anno avere i requisiti dell'anno contributivo pieno. E avere la copertura fino a 270 giorni. Perfetto, chiarissimo. Sentiamo la telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno signora, prego. Io non parlo di agricoltura, però ho un argomento e vorrei una risposta esaustiva dal sindacato, perché proprio è una cosa che noi italiani dovremmo sapere. Bene, per le nostre allora, pensioni. Signora, come si chiama lei? Nadia di Padova. Nadia, la prego però allora di essere velocissima visto che siamo su altri temi. Prego Nadia. Allora, io chiedo al signor sindacato, leggo il giornale così non sbaglio, uno Stato che dal 2000 con la legge 388 inserito nella finanziaria 2001 dell'allora governo Amato ha riconosciuto l'assegno sociale agli stranieri e ora si trova a fare i conti con un aumento di domande praticamente sempre accolte dall'INPS, visto che la legge non prevede né un minimo di versamenti nei tempi di residenza in Italia. Allora, per specificare, il babbo e la mamma delle persone straniere che sono qui da 5 anni, irregolari per carità, fanno venire i genitori e lo Stato italiano dà 500-600 euro a queste persone che non hanno mai lavorato in Italia, perché è una legge del 2000 con la legge 388 inserita nell'allora governo Amato, e noi diamo questi soldi a gente che non ha mai lavorato. Per i congiungimenti familiari vengono qua. Va bene Nadia. Io vorrei sapere
sapere se questa cosa continua, perché è un insulto agli italiani che non arrivano alla fine del mese. E vorrei una risposta a me e a tutte le persone che sanno queste cose. Allora, Grazie. aspetti, ci aiuti un attimo. Dove la sta leggendo questa cosa qui? Adesso, dice di avere il giornale. Gazzettino. Sul? Gazzettino. Grazie Nadia. Mauro, volevate dire qualcosa? Mauro, Ugo? Ho visto che non... No, volevo dire una cosa. La signora dice che non arriva, che ci sono i cittadini italiani che non arrivano alla fine del mese. Anche questi cittadini italiani, come i cittadini stranieri, se non arrivano alla fine del mese, cioè che hanno un reddito bassissimo, hanno diritto a fare la domanda della cosiddetta pensione sociale, insomma. L'assegno sociale. L'assegno sociale adesso, ma insomma tutti lo chiamano pensione sociale, a 67 anni, ok? Purché non abbiano un reddito basso, punto. Sì, perché la signora dice qua arriva lo straniero, poi arrivano papà e mamma e quindi per quello dice, cioè, nel ricongiungimento il padre che arriva qui alla fine fa richiesta dell'assegno sociale, questo era il Sì, nodo. ma anche il cittadino italiano può non aver lavorato e ha l'assegno sociale, perché non è una pensione. È una misura sociale che riconosce lo Stato. Tra l'altro mi sembra che da 2001 siano passati diversi governi, tra l'altro come dire, di diversi anche colori, con diverse casacche, hanno fatto tantissime leggi. Però Che avrebbero potuto fare? Questa è una legge che non hanno mai toccato sì. perché è una legge di civiltà. E se dopo devo anche dire il numero di stranieri anziani che entrano in Italia per i ricongiungimenti familiari credo sia un numero molto basso, sono molti di più i giovani che escono dall'Italia, italiani, e che vanno a lavorare da qualche altra parte perché magari pensano che o trovano modalità diverse e migliori per il loro futuro. Per cui Allora, questo è interessante perché ce l'hai i dati, vero? Dei ragazzi dato, che vanno via da Treviso. Sì, ho un dato percentuale dove come dire, ci sono diversi under 30 che tentano l'uscita dal territorio. Il dato è un dato italiano che è il 23.890, il 30%, il 31% sono under 30 e di questo 31% sono 34% sono diplomati e laureati. Cioè gente che ha studiato, che noi abbiamo formato e che dopo pensa che sia meglio andare da qualche altra parte fuori all'Italia perché qua probabilmente non ci sono condizioni. Quindi non è provincia di Treviso? Allora. Della provincia di Treviso ho un dato, però è un dato aggregato, che sono 3.193 nel 2017. Cioè ragazzi che hanno lasciato sono andati all'estero, Sono giusto? andati all'estero. Quindi 3.200 quasi nel 2017 da Treviso hanno preso, sono andati all'estero. Allora, c'è un'altra telefonata, la sentiamo? Pronto, buongiorno? No, è caduta. Anche perché molti di questi ragazzi, lo dicevamo, pur avendo fatto un percorso di studi che è un investimento dello Stato di circa €500.000 portarli fino alla laurea, no? E quindi, tra Stato e famiglia. Esatto, è chiaro, poi la famiglia, però anche per lo Stato è un investimento questo ragazzo, il giovane, la ragazza che poi arriva fino alla laurea e lasciano invece il nostro paese. Molti, abbiamo detto, pur avendo studiato, stanno andando verso l'agricoltura invece, no? Si sta ritornando. Tornano alla natura, all'ambiente e anche all'agricoltura. Un recupero del primario, fortunatamente in questi casi con un'idea anche di qualità, di recupero del territorio, oltre che di recupero del lavoro dell'agricoltura e del settore primario, e questo credo sia una cosa importante e purtroppo è ancora un po' di nicchia, nel senso che lo si fa in ancora poche realtà.
Penso invece che soprattutto il nostro territorio, che è sempre più fragile, debba essere incentivato appunto da questo tipo di operazioni e di iniziative. È chiaro che qua si andrebbe concentrata da parte della politica una dose importante di energie e anche di economia. Sì. Vediamo se abbiamo recuperato la telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, mi sente? Sì, pronto? Ecco qua. Sì, buongiorno. Signora. Volevo un'informazione. Allora, mio marito ha chiesto la disoccupazione agricola, però non si è accolta perché non sappiamo ancora il motivo. Ha lavorato i tempi che avete detto voi. Ma lo ha chiesto quando, signora? Scusi, non ho sentito. Quando lo ha chiesto? Tra il 1° gennaio e il 31 marzo di quest'anno, no? Cioè mesi fa? Dopo il 20 gennaio di quest'anno. Ok, va bene. E non è stata accolta, diceva. Bisogna che passi. Allora, Com'è possibile, Ugo, una cosa del genere? può essere che l'INPS stia ancora facendo conti, mi sembra strano perché ormai i conteggi sono stati fatti tutti, però potrebbe anche essere È che... stata respinta o No, no? ma ecco, è stata Questa è la respinta o domanda. no? No, sinceramente stanno ancora appunto valutando, ma esatto. volevo capire magari se voi sapete già darmi una risposta. Lei dovrebbe andare dal patronato, da chi ha fatto la domanda e chiedere informazioni là, perché l'iter dovrebbe essere già concluso, insomma. Ok, allora mi rivolgerò al patronato. Sì, il patronato dove ha fatto la domanda. Però, signora, le faccio un'altra domanda. Come si chiama lei, signora? Io mi chiamo Mara da Castelfranco. Mara, grazie. Allora, avevamo detto, Ugo, che devono essere almeno 102 giornate lavorate, altrimenti non si può ambire, diciamo, questa disoccupazione. Può essere che il marito della signora Mara avesse lavorato meno di 102 No, ma giornate? l'avrebbero respinta. No, ci L'avrebbero sono i respinta. giorni. Ci sono i giorni. Beh, L'avrebbero allora- respinta Perché allora. o arriva la respinta, per oppure- cui l'INPS dice no, non ci sono i requisiti. Esattamente, quindi i requisiti ci sono, qui bisogna capire come mai. Bisogna Certo. capire come mai Sì. c'è questo ritardo. Dove può andare? Il patronato dove ha fatto la domanda? Mara, può rivolgersi di nuovo allora al patronato, va bene? Dove ha fatto la Ok, domanda? la ringrazio. A lei Gentile. buongiorno, poi ci Buona faccia sapere giornata. che è curioso il caso. Va bene, grazie. Altra pubblicità, poi ricominciamo da qui ancora con i criteri, i dettagli per quanto concerne pensione e disoccupazione in agricoltura. Tra poco. Ore 13, torniamo in diretta, dunque CGIL risponde 0422 1626 798, prima di sentire un'altra telefonata vediamo se riusciamo a concludere perché non riusciamo oggi, tante telefonate. Allora Ugo, ricominciamo da qui, 102 giornate nell'arco di 2 anni abbiamo spiegato, come fare domanda perché poi... Come diceva anche la telefonata di prima, la domanda va fatta dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo per indennizzare le giornate non lavorate dell'anno precedente. Facendo la domanda di disoccupazione, come ho detto prima, si ha un incentivo economico e un indennizzo economico e anche si versano i contributi per l'anno contributivo, ma si fa anche la domanda, nel contempo si fa anche la domanda per gli assegni familiari, i cosiddetti assegni familiari, sì. che vanno fatti assieme alla domanda di disoccupazione. Gli assegni familiari che vanno dal il 1° di luglio del 2008 e vengono retribuiti fino al 30 di giugno del 2018-2019, perché gli assegni familiari vanno a cavallo dell'anno solare. La domanda è una domanda completa. Con la possibilità di recuperare anche gli assegni familiari precedenti, vero, se non sì, abbiamo sì, fatto richiesta, sì, ricordo bene. È Questo è un possibile dato... fare domanda agli anni precedenti. La domanda di fino a disoccupazione 5 avrà passato il 31 Gli marzo. ultimi 5 anni, giusto, vero? Gli ultimi Esatto. 5 anni. Però la domanda di Importantissimo. disoccupazione è passata il 31 marzo. No, ecco, la disoccupazione se non la si chiede non la si perde, gli assegni familiari se non lo si è fatto negli ultimi 5 anni magari si ha diritto, ma è bene chiedere, perché questo magari lo si perde come dato. La cosa ma è importante da dire è che, come si diceva prima, siccome la pensione si costruisce mattone per mattone, anno per anno, se io perdo un anno, ovviamente questo anno lo dovrò recuperare, oppure quando me ne andrò in pensione avrò una pensione ridotta rispetto a chi ha fatto le domande di disoccupazione tutti gli anni, perché ha lavorato tutti gli anni. Noi riscontriamo ancora persone qui dalle nostre parti che non hanno mai fatto domanda di disoccupazione.
sono cose... Ecco, cioè il motivo per cui siamo qui oggi, Esatto, no? Per fare informazione perché lo sappiano. Ma com'è possibile? Non glielo dice un collega, qualcuno? È possibile, sì, perché io ho lavorato, perché poi non è che si lavori solo 102 giornate, alle volte si lavora anche 200, magari uno lavora 200 e non sa che per quell'altro 70 potrebbe poi fare. la retribuzione del lavoratore agricolo in paga oraria dentro 13esima, 14esima, ratio di ferie e quant'altro, lui pensa di aver portato a casa tutto. Okay? Invece potrebbe avere altri soldini. E invece potrebbe avere altri soldini, insomma, perché è un peccato, soldini, certo, no? soldini soprattutto contributi. Per le famiglie e contributi da versare, certo. Da versare, Sì. Esatto. Allora, aspetti Ugo, c'è un'altra telefonata, la sentiamo subito, pronto? Abbassi il volume del televisore, la prego, perché sennò sentiamo tutto il ritorno e lei è in ritardo rispetto invece alla voce dello studio. Mi sente? Pronto? Pronto? Ecco qua, prego. Senta, io sono una signora di 77 anni. Grande signora, complimenti. Sì, volevo sapere perché ho contributi di quasi 18 anni, però mi dicono che a me non ho bisogno non mi danno la pensione. Mio marito è in pensione, però è invalido e prende la accompagnatoria. E vorrei sapere se ho diritto o no. Purtroppo no, perché era 15 anni fino a quando... Fino al 2012. Perché lei questi li ha maturati dopo che era già diventato lo scalino dei 20 anni, quindi siccome non è arrivata a 20 anni purtroppo non ha maturato la possibilità di percepire. Bravo. Non è arrivata a percepire ad avere la possibilità di percepire la pensione, purtroppo, signora. Però ecco, Ugo, prego. L'unica cosa da controllare è se il marito ha a carico la moglie. Allora, dove vanno? Come? Sono i contributi di cui parlavamo prima, restano allo Stato, signora. Però aspetti solo qualche istante che Ugo Costantini le stava facendo una domanda, signora, prego. Si è informata oppure lo sa che lei può essere a carico del marito e prendere anche gli assegni familiari sulla pensione del marito? Sì, sono a carico di mio marito io. È a carico nella pensione, Sì. è certificato che è a carico e prende anche gli assegni familiari? Penso di sì, solo la pensione, sì. Ecco, questa è una cosa da controllare perché insomma alla fine poi sono anche soldi. No, ecco signora, tra il penso e il sì e la certezza è meglio fare una verifica, perché purtroppo, come le dicevamo, lei ha lavorato 18 anni, ne servivano 20, quindi quei contributi li ha regalati di fatto, ecco, se questo è per essere più chiari. Solidarietà agli altri. Esatto, agli altri, però se c'è la possibilità, come dice Ugo Costantini, di avere gli assegni familiari, faccia questa verifica essendo a carico di suo marito. E anche detrazioni per le persone a carico? E detrazioni, Esatto. ecco, quindi... Voglio solo dire una cosa ma allora io ho cominciato a lavorare a 13 anni fino a 67 anni, ma va bene, ma allora uno che non mi viene neanche, che sono nervosa come una cosa, i politici lavorano un giorno, 5 giorni, 5 anni prendono 5-10 mila euro, io ho lavorato 40 anni, anche se non ho pagato, non mi hanno pagato i contributi e io non ho niente. Sì, guardi, signora, su questo, poi lungi da me difendere i politici, soprattutto quello che è stato negli anni della casta, ma adesso non è che si lavora un giorno e si matura, non è più così, devono almeno fare mezza legislatura e comunque non la prendono subito e comunque anche per loro è contributivo e comunque la maturazione dell'età, no? Giusto? Quindi... Poi perché anche lì è cambiato qualcosa e questo è bene dirlo. Ugo voleva aggiungere fortunatamente insomma, diciamo che li abbiamo svergognati abbastanza in questi anni come classe giornalistica. Dopodiché le regole sono regole per tutti e pertanto se all'epoca del requisito non c'erano, o meglio all'epoca dell'età non c'era il requisito del conteggio del numero dei contributi, a quel punto purtroppo la legge è così e bisognerebbe cambiare la legge, questo sì. Ma... Volevo dire un'altra cosa rispetto alla questione che ha detto la signora. Io ho lavorato per tanti anni non mi hanno pagato i contributi. Bisogna anche che
le persone, controllare. Quando si l'hanno accorgono, fatto a sua insaputa. può darsi, sì, però se le persone ogni tanto controllassero il loro estratto conto, che oggi è possibile farlo anche o andando da un patronato o tramite il PIN che fornisce l'INPS, io vedo quanti contributi ho versato e capisco se la mia azienda mi sta fregando i contributi, perché poi questa è la cosa, perché si possono anche fare le denunce e poi l'INPS tramite gli ispettori o l'ispettorato del lavoro si riescono a recuperare i contributi. Certo. Perciò anche quando si fanno quei lavori cosiddetti in nero, perché poi sappiamo che c'è anche questo, c'è la possibilità anche di denunciare il datore di lavoro che si comporta scorrettamente e fargli versare i contributi. Perché poi questi servono, perché quei 2 anni magari, oppure la signora non si è neanche informata. Mi servivano per arrivare in pensione o in questo caso per maturarla. Esatto, ma se la signora, per esempio, non sto parlando della signora, ma se qualcuno altro sa che non arriva, gli mancano 2 anni, 1 anno per arrivare ai 20 anni, magari si versa i contributi per quell'anno, poi matura la pensione e recupera quei 19 anni, quei 18 anni. Cioè la signora, esatto, potrebbe fare versamento volontario per i 2 anni mancanti, avrebbe già dovuto farlo, perché a 77 anni, insomma, io spero che gliel'abbiano detto in questi anni. Esatto. Poi la saluto, insomma, non credo che sia più al telefono con noi, ma poteva versare quei 2 anni mancanti, quindi arrivare ai 20 anni poi a percepire la pensione. E i contributi che si versano sono scaricabili sulle tasse anche, per di più, quindi c'era tutta la convenienza. Certo. No? Ecco. È sempre da fare un conto con la persona, quando la persona ha un problema deve andare da un patronato, da chi è in grado di dargli una risposta, perché poi ci trovano le soluzioni. Se invece si resta nel limbo, poi ci si ritrova quando è tardi, non si riesce più a fare niente. Esattamente. Mauro, un ultimo consiglio, poi andiamo in pubblicità? Sì, di fare questo tipo di verifica. Questo tipo di verifica lo si può fare anche attraverso la certificazione unica, attraverso il CUD, per capirci, dove viene segnato se i contributi sono stati versati o meno, e questo è importante perché da là si capisce se il mio datore di lavoro mi ha versato tutti i contributi o se non lo ha fatto. Dopodiché io invito sempre a fare... Lo vedo, cioè, sì? C'è scritto nel Q, io posso verificare? Certo, sì. Nella seconda pagina. Seconda pagina, seconda ecco, pagina. C'è in alto a destra c'è un quadretto dove... E dopodiché invito sempre a fare le scale del sindacato anche una volta all'anno almeno. Bella questa definizione, perché uno entra e capisce se, come dire, ha portato a casa tutto quello che gli spettava o meno. Il sindacato è a disposizione di tutti. Qualcuno continua a dire ma i difende solo chi i negri. Non è vero. Noi difendiamo tutti quelli che hanno diritto di essere difesi. Per cui vengano tutti dentro il sindacato si trova sempre una risposta, anche negativa molte volte, ma perché non è possibile trovare la risposta positiva. Però una risposta la si trova sempre. Bene, grazie Mauro. Allora ci fermiamo pochi... Ah no, c'è una telefonata. Beh, non la facciamo attendere, se c'è una telefonata la sentiamo subito, se l'abbiamo preparata. Pronto? Sì, pronto. Prego, buongiorno. Volevo fare una domanda a quelli della CGIL. Sì, prego. Mia moglie ha lavorato per 28 anni in agricoltura, è stata licenziata per malattia nel 2015, ha fatto domanda per l'APE Social 2 volte, gliel'hanno respinta perché non ha avuto la disoccupazione. APE Social. È possibile sta storia? No. L'APE Sociale... L'APE Social deve avere almeno 63 anni e... Sì, ce l'ha 65. E deve avere almeno... forse una forma di disabilità, di invalidità. Deve aver maturato e esaurito tutti gli strumenti di ammortizzazione. Questo per cui alla fine della NASPI, della disoccupazione, deve avere almeno 6 mesi di buco, di stacco, e dopodiché può fare la domanda per l'APE Social. Cioè, mi faccia capire, come si chiama lei? Pronto? Antonio. Sì. Antonio. Allora, sua moglie ha lavorato 28 anni in agricoltura, ma quindi era assunta dipendente a tempo indeterminato. Indeterminato. Cosa cambia qui, Ugo? Cambia che non c'è la disoccupazione,
dei lavoratori stagionali, ma c'è la disoccupazione dei lavoratori a tempo pieno, a tempo indeterminato. Sono quelli che citava Mauro Misetti poco fa, cioè NASPI. Esatto. No, è un'altra cosa, un'altra è la disoccupazione agricola per i lavoratori a tempo indeterminato. Ma c'è questa disoccupazione? Ha fatto la domanda? Pronto? Ho fatto la domanda ma non gliel'hanno accolta. E com'è possibile? Perché non gli spettava, in agricoltura diceva che non gli spetta la disoccupazione. No, gli spetta una piccola disoccupazione perché sono più favoriti i lavoratori stagionali, ma gli spetta una piccola disoccupazione, cioè gli spetta a secondo... Quando è che è stata licenziata la signora? 2015. Ma che giorno? 7 luglio del 2015. Gli spettava la disoccupazione agricola? E perché non gli hanno dato? Non lo so. In questo caso è utile che venga a trovarci. Quando è che è successa sta cosa? Era malattia. Quando è che è successa sta cosa? Pronto? Prego? Quando è successa sta cosa? Della malattia? No, quando è stata licenziata? Sì, nel 2015 a luglio del 2015. 2015 ormai. Perso. Forse non gli spettava perché ha fatto tutta la malattia. Ma è un caso, Allora, questo è un caso limite. Bisogna Un che anno venga. di malattia, nel 2014 ha fatto un anno di malattia. Da novembre del 2014 fino a 6 mesi, fino a luglio. Ma Più di 6 mesi. Cioè, però vedere cosa che avete parlato. Esatto. Allora, Antonio, dove abita lei? Io in via Sant'Angelo. No, non mi dica. A Treviso. Dove? In che provincia? Treviso. A Treviso, ecco, non volevo dare un suo dato sensibile. Viene al patronato Dove? a Treviso. A Treviso in via Dandolo. Via Dandolo. Allora, Antonio, vada in via Dandolo, se ha tempo, pazienza, eccetera, vada in via Dandolo a parlare con loro in modo che le diano un quadro un po' più chiaro su quello che è successo, perché mi dispiacerebbe avesse perso un'opportunità ovviamente per sua moglie e per sé, va bene? Sì. Grazie, buona giornata. Grazie a lei. Ci rivediamo tra un minuto. Ore 13, ancora per l'ultima parte insieme, pensione e disoccupazione, tema agricoltura, tra poco sentiamo altre telefonate, vi ricordo 0422 16 26 798, anche qui Ugo Costantini dobbiamo dire comunque qualcosa legato ai giovani, sì. E cioè, oltre ad aver scoperto quel dato di quanti se ne sono andati nel 2017 da Treviso? Sì, c'è un ritorno nell'agricoltura, l'agricoltura ovviamente è cambiata, oggi è un'agricoltura che è piena di tecnologia, è un'agricoltura dove c'è margine, è un'agricoltura dove c'è la possibilità di dare il proprio contributo sia come dipendente che come datore di lavoro. Difatti le scuole professionali agricole e il Cerletti, che è una scuola di eccellenza, sono subissate di domande di giovani che vogliono andare a lavorare in agricoltura. Chi ha l'azienda agricola a casa, ma chi poi vuole sperimentare, vuole andare a lavorare nel campo agricolo come dipendente. Difatti ci sono tante aziende che oggi preferiscono assumere i lavoratori agricoli che sono diplomati o laureati, perché oggi l'agricoltura chiede questo, perché il lavoro che si fa in agricoltura oggi è un lavoro, come dicevo prima, dove la tecnologia è di casa. I trattori oggi sono delle navicelle spaziali. Sì. E oggi si parla di... Comunque la sveglia è sempre alle 4:30 più delle volte. Certo, però... questo è vero, questo è vero. Però l'agricoltura diciamo, sta facendo dei passi da gigante rispetto a questo. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy, dottor Avarino. Giusy, dicevo io, dove la sei? Sì, bisognava che fosse intervenuta anche oggi. Ecco, cosa ci dice? Allora, dottor Avarino, allora, all'epoca che lavoravano i 18 anni, 5 giorni, non mi ricordo i numeri, ammettiamo che fossero andati a lavorare a 25 anni, più 18 avevano finito il lavoro a 43 anni, mettiamo anche i 45. I 14 anni, 6 mesi, un giorno? O 19 anni. Se vivevano fino a 83 anni hanno avuto la pensione per 40 anni
Pensi lei. Li hanno già mangiati, stramangiati e tutte queste cose qua. E allora queste persone, dottor Avarino, che hanno lavorato 18 anni. No, ma non è colpa loro, signora, non è colpa loro, quello è il problema. No, è colpa di chi ha fatto questa sì. legge. Certo. Ecco, e allora almeno 5 euro al mese dovevano ritornare indietro. E io mi chiedo, tutti questi anni che la gente ha lavorato e che non ha visto neanche 5 euro al mese, mi sapete dire che strada hanno preso, ma questi soldi, questi 18 anni, questi 10, questi 15 che hanno fatto? Questo volevo sapere. Cioè i contributi non versati, quelli dormienti questo voglio sapere anch'io, grazie. Certo, beh Giusy, grazie, perché d'altronde lì era un problema della legge, cioè, era previsto. Il problema è che ne hanno approfittato, hanno utilizzato, diciamo, questa possibilità. È chiaro che non è una pensione alta, no? Assolutamente no, ma in ogni caso la prendono per tanto tempo. Tra l'altro il nostro sistema è un sistema a ripartizione, chi sta versando oggi versa per chi è già in pensione, come chi ha lavorato un tempo versava per chi era in pensione a quel tempo. Cioè per sostenere i pensionati attuali. Esatto, per cui come dire, è una questione, non è che uno versa e dove sono i miei soldi, non è così. Uno versa e chi è in pensione ne usufruisce. Ho capito, cioè io prenderò i soldi di chi lavorerà. La signora ha detto, uno che fa 40, ha lavorato 10-19 anni, 6 mesi un giorno e sta 40 anni in pensione, anche se gli dessero €1 al giorno, li consuma dopo 30 anni, gli altri 10 sono della collettivivà, a carico della collettività. Sì, certo, però poi la domanda era, io ho lavorato 18 anni, non ho preso quei contributi, cioè hanno maturato la pensione, a chi sono andati? Al sistema. Al sistema pensionistico per pagare le altre non è che se li ha mangiati qualcuno, nel senso, stanno nella pancia dell'Inps e quindi dei pensionati. C'è un tema vero che è quello che noi poniamo da anni, che è quello di scorporare il versamento dei contributi dalla questione del sociale. Come in altri paesi. Come in altri paesi. Allora la fiscalità generale si fa carico delle pensioni sociali, di tutti quanti gli ammortizzatori sociali e i contributi vengono dedicati alle pensioni. Perché risulta che a noi pesi molto di più quel comparto, ma in realtà perché è assemblato, no? E invece in tutta Europa è diverso, sono divisi come paesi dell'Europa è diverso, sono divisi. Sono due quote diverse. E cosa comporterebbe però? Comporterebbe che la spesa rimarrebbe la stessa, soltanto al posto di essere caricata in capo all'Inps viene caricata in capo alla fiscalità generale, per cui le tasse che noi paghiamo andrebbero a coprire questo tipo di spesa che è rivolta verso il sociale. Il sociale, chiaro. Allora, ancora una telefonata, ne approfittiamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Paolo, chiamo da Cessato. Paolo, prego. Ascolti, io sono di pensione con quota 100 il 1° settembre, però ho fatto degli anni anche in Germania e non mi è arrivato niente. Hanno fatto la domanda ancora il 7 gennaio, hanno inoltre fatta un'altra domanda all'11, richiamato diciamo la domanda, e non ho nessuna risposta, sono tramite una CAP e non saprei cosa fare per avere questa risposta. Interessante, cioè però lei è andato in pensione intanto in Italia con quota 100. Sì. 62 anni e 38 di contributi. Sì. No, 66 anni. Ah, perché vabbè, sì. Perché è andato con quota 100 perché non avendo meno contributi, perché una parte saranno in Germania di questi contributi. Sì, ho degli anni in Germania, però loro per farmi andare in pensione con la quota 100 hanno usufruito degli anni che ho fatto in Germania. Degli anni per arrivare ai 38, però gli mancano ancora i soldi. Manca però gli anni che ho fatto in Germania non mi è arrivato niente, hanno fatto la domanda e non so cosa fare. Che si fa? Tramite il patronato, il patronato faccio. Prego. Aspetti Paolo, sto domandando cosa faccio. Patronato? Sì, viene il patronato, chiaramente lui sarà anche già stato, è ovvio che con l'estero
i tempi sono un po' più dilazionati, per cui anche là molte volte si fa fatica a avere risposte immediate, non c'è un rapporto come con l'INPS diretto che noi abbiamo quotidianamente, per cui possiamo vedere banche dati eccetera. Molte volte con l'estero la questione diventa un po' più lunga nei tempi. Sì. Quindi può essere. Paolo però si rivolga allora, come diceva Mauro Visentini, fatto la domanda di pensione, al patronato. Com'è? Dove ha fatto la domanda di pensione? Dove ha fatto la domanda? Sì. L'ho già fatta, l'hanno già inoltrato ancora. E allora deve aspettare. Si rivolga dove? Sì, va bene. Okay. Provi ad attendere, ovviamente se il tempo passa. Dal 7 gennaio è che abbiamo fatto la domanda. Non è tanto tempo ancora per l'estero. Ah, no? No, per l'estero non è ancora tanto tempo. Ecco, vedo dall'esperienza. Non è tanto tempo. Grazie Paolo, buona giornata. Buongiorno. Prego, un minuto ancora, quindi approfittiamo. Volevo dire che i giovani è vero che hanno studiato, che sono anche laureati, però non vengono mai a chiedere quello che gli spetta sulla parte previdenziale. Per esempio? E questa non vengono a controllare se i contributi sono versati. Questa è la cosa importante. E siccome oggi perdere un anno vuol dire, si andrà in pensione sempre più tardi, perdere un anno vuol dire andare in pensione sempre più tardi, c'è anche questa diceria che tanto per i giovani non ci sarà pensione, e allora i giovani non controllano il loro stato della contribuzione. Che mi auguro sia una bufala, insomma, no? Cosa? Sì, certo. Faremo il possibile per non prenderlo. C'è questa diceria, i giovani dicono, e poi c'è questa non attenzione, perché tanto mi mancano ancora 40 anni, vedremo cosa succederà, insomma, perché poi questa è la cosa. Tutto può cambiare. Tutto può cambiare, vedremo, intanto mi bastano i soldi, quant'altro. C'è gente che pensa che se dessero i soldi al lordo a loro starebbero molto meglio, poi quando c'è il problema vengono e si trovano con o i 18 anni che gli mancano 2 anni per andare in pensione, oppure, insomma, questa è la cosa. Oppure con chi ha versato di meno si lamenta della pensione che ha avuto, no? Perché Questa abbiamo discusso anche di questo. Mauro, chiusura? Si chiama previdenza, per cui bisogna prevedere e essere previdenti, e per essere previdenti bisogna fare attenzione, non aver paura di chiedere e di informarsi, e soprattutto non lasciare passare tanto tempo, perché dopo c'è la prescrizione, dopo magari le aziende chiudono, non si trovano più per chiedere i contributi che magari hanno omesso di versare, eccetera, eccetera. Per cui l'invito ancora una volta è quello di entrare nelle porte del sindacato e non aver paura di chiedere. Grazie davvero, grazie a Mauro Visentini, a Ugo Costantini, a voi per averci seguito. Ricordatevi, i telegiornali ricominciano alle 18:30 con Veneto, poi Venezia e Treviso alle 19:30, a 20:10 questa sera. Andrea Zanetti è un autore della trilogia dei libri legati a San Marco alla Serenissima, molto interessante, e che devolverà una parte del ricavato di questo libro in beneficenza proprio per aiutare Venezia dopo quello che è successo nei giorni scorsi. Abbiamo detto tutto? Ok, grazie e buona giornata.